Molte cose stanno accadendo sotto il cielo d'Europa e molte nuove idee prendono forma. Fra esse, il superamento dei confini statali e regionali per dar vita a macroregioni, territori affini dal punto di vista geografico, culturale ed economico, aree che traggono da comuni radici la linfa per promuovere nuovo sviluppo. Dalla storia, il Friuli Venezia Giulia ha avuto in sorte un ruolo preciso, la diffusione di paradigmi culturali condivisi con le terre e le genti del centro Europa. Una carta vincente nella sfida alla globalità, il valore aggiunto di un marchio storico che trova in Aquileia e Cividale del Friuli i suoi riconosciuti riferimenti. L'Europa dai 1000 accenti è un cantiere a cielo aperto. Costruisce la casa comune per le sue genti, sorretta dai patrimoni di tante diverse tradizioni. Ma come rendere solide e durature le fondamenta? Come distillare dal nettare delle culture nazionali la linfa vitale, quel comune sentire che darà energia e sostanza all'unità europea? Ce lo spiega la storia, maestra di vita. In un luogo speciale, unico in Europa, è attiva un'officina alchemica, laboratorio permanente, ove si sperimentano i risultati del perenne confronto fra 3 ceppi linguistici, il latino, il germanico, lo slavo. Un luogo oggi segnato da 3 confini, quelli di Friuli Venezia Giulia, Austria e Slovenia. Componenti base dello straordinario esperimento sono lo sviluppo di Aquileia, crocevia di civiltà e commerci e avamposto strategico di Roma, e la fioritura della sua erede, Forum Iulii, l'odierna Cividale. E 2 sono i reagenti che la storia ha calato nel suo prodigioso alambicco per avviare le reazioni. La potenza delle legioni imperiali, strumenti non solo bellici, ma diffusori di cultura latina nell'Est Europa e nei Balcani, e la forza spirituale della religione cristiana, le cui radici, germinate dai traffici adriatici con Alessandria d'Egitto, affondarono nel fecondo humus della romanità. Dalla sintesi di questi componenti ebbe origine la Chiesa Madre Patriarcale di Aquileia, sorta, secondo leggenda, dalla predicazione di San Marco, sbarcato su una spiaggia dell'incantata laguna Gradese per portare la parola di Cristo e il messaggio di Pietro nella metropoli imperiale. Da Aquileia il Verbo si propagò inarrestabile nell'Italia del Nord e nell'Europa centro-orientale. Dissolto l'impero romano d'Occidente, nel 568 il laboratorio della storia dispone di un altro elemento. Cala infatti in Italia la popolazione nordica dei Longobardi. Cividale del Friuli ne diventa il primo ducato, sentinella a est del loro nuovo regno. Una posizione chiave. Oltre le forre del Natisone e la porta delle Alpi orientali si aprono i vasti spazi verso il Danubio e la Pannonia. Qui risiedono gli Avari, alleati dei Longobardi e dell'Impero Romano d'Oriente. Accanto sono stanziati gli Slavi, fornitori di fanterie per il potente esercito avaro. A sud, nell'Alto Adriatico, aleggia l'insidia di Bisanzio, forte del primato imperiale e dei capisaldi di Ravenna, del Patriarcato di Grado
e dell'Istria. Il sole calante diffonde dorati bagliori nella laguna, così quando il tempo della gloria tramonta per Aquileia, il patriarcato illumina del proprio splendore nuove sedi friulane, prima Cormons, poi Cividale. È il 737. Primo patriarca cividalese è Callisto, premuroso nello sviluppo urbano e nel rafforzamento della preesistente scuola di grammatica. Per oltre 20 anni, lui e il suo successore Sigualdo abbelliscono Cividale di opere insigni: il palazzo patriarcale, il battistero di Callisto, il tempietto longobardo, l'altare del duca Ratchis. Un periodo fecondo. La regola di San Benedetto conquista la locale nobiltà longobarda, impegnata nella diffusione della fede, nella fondazione e nel potenziamento di monasteri. Salt e Santa Maria in Valle a Cividale e a Sesto presso Concordia, ove brilla un altro gioiello scolpito, l'urna di Sant'Anastasia. Nello stesso periodo, il cividalese Sant'Anselmo fonda in Italia altri monasteri divenuti celebri: Nonantola e San Salvatore sul monte Amiata. Ma l'Atanor, fornello alchemico con cui la storia opera le sue trasmutazioni, ribolle ancora. Nell'Italia longobarda si fronteggiano i tradizionalisti, fedeli al re Desiderio, e il partito filoromano, vicino ai Franchi e al Papa. Si sta spezzando l'antico legame fra Longobardi e Franchi, esaltato nella vittoria di Poitiers contro i Mori di Spagna. In questo clima fervido e tormentato si formano due alti intelletti cividalesi: Paolo Diacono, storico e cantore dell'epica longobarda, e Paolino, futuro patriarca di Aquileia. Uomini di lettere e cultura destinati a svolgere ruoli strategici nella costruzione della prima idea di unità europea, modellata sulla matrice cristiana. Un punto fermo per i successivi 1000 anni nell'architettura del Sacro Romano Impero. Il segreto della politica culturale della monarchia carolingia, una politica culturale così duratura e così efficace da avere delle conseguenze ancora oggi, sta nel fatto di aver saputo valorizzare le aree periferiche rispetto al centro. In alcune aree periferiche, come in Italia, in Spagna, e anche in certe aree esterne al Regno, come in Inghilterra e in Irlanda, permanevano scuole e libri che nel centro del Regno non si trovavano più. Questo perché in Italia, in Spagna e anche in Inghilterra e in Irlanda rimanevano delle tradizioni classiche che erano passate indenni attraverso i secoli dell'Alto Medioevo. Paolo Diacono e Paolino d'Aquileia si formano in scuole italiane, in scuole che continuano in modo pressoché ininterrotto delle tradizioni tardo-antiche. Da queste scuole essi traggono una consapevolezza del passato, un'abilità a versificare, una conoscenza grammaticale e una capacità dialettica che applicano poi in materia teologica che non hanno uguali in tutto il resto d'Europa. Tradizione vuole che Paolo Diacono abbia visto la luce a Cividale verso il 730. 10 anni più tardi, nella vicina Premariacco, nascerà Paolino. La loro documentata comparsa sulla scena avviene dopo il 774, anno che segna una svolta epocale. Accogliendo l'appello del Papa, minacciato dalle truppe longobarde, Carlo, re dei Franchi, scende in Italia, sconfigge l'esercito di Desiderio e ne espugna la capitale Pavia. È la fine dell'egemonia longobarda. La sostituzione dei Franchi vincitori ai Longobardi sconfitti sembra scontata, ma Carlo, nel cingere la corona ferrea, sorprende tutti. Si proclama re dei Franchi e dei Longobardi. La nuova rotta è tracciata. I due popoli cristiani devono marciare e crescere assieme. A Cividale, ancora in mano al duca Rotgaudo, la sconfitta brucia e si medita la rivincita.
Quando il duca rompe gli indugi, supera il Livenza con i suoi armati e si lancia contro i Franchi. La battaglia si accende oltre il Piave. L'esercito di Carlo, sostenuto e foraggiato da altri duchi longobardi e da Beato, abate di Sesto, è troppo forte. Rotgaudo muore nella mischia e molti capi della rivolta trovano rifugio oltre le Alpi, presso gli Avari. Cividale cade nelle mani dei Franchi. I ribelli superstiti, come il fratello di Paolo Diacono, Arechi e i suoi familiari, vengono dispersi e privati degli averi. Lo stesso Arechi è condotto ostaggio ad Aquisgrana, mentre Paolo, da anni precettore a Pavia, ripara a sud, nell'abbazia di Montecassino. Sorte ben diversa tocca a Paolino, già noto maestro di grammatica e sostenitore dei Franchi. Carlo ne ha sentito le lodi e lo vuole con sé ad Aquisgrana, capitale del suo vasto regno. Paolino rimarrà a corte per oltre un decennio. Potrà perfezionare gli studi giovandosi di un immenso patrimonio librario. Farà parte dell'Accademia Palatina e insegnerà nella scuola, aperta ai giovani di ogni censo, 2 istituzioni che elaborarono le condizioni culturali da cui prese forma il DNA delle future università. L'Accademia, nell'illuminata visione del re, ha il compito primario di elaborare riforme e strategie per affermare il potere franco e la religione cristiana fra i popoli sottomessi. Per questo alto fine, Carlo recluta il ristretto numero dei migliori intelletti d'Europa. Coordinatore dell'Accademia è Alcuino di York, massimo erudito del tempo. Ne fanno parte lo spagnolo Teodulfo, vescovo di Orléans, il grammatico Pietro da Pisa, il monaco irlandese Dungalo il Solitario e Ginardo, segretario e biografo di Carlo. E vi sarà associato lo stesso Paolo Diacono, aggregato all'alto consesso in circostanze particolari. Recatosi ad Aquisgrana, dopo le molte lettere di supplica per implorare di persona la liberazione del fratello, Paolo Diacono sarà preceduto dalla sua fama di scrittore, poeta e latinista, quanto bastava per procurargli il perdono del re e l'ingaggio al suo servizio. Sotto l'impulso dei 7 sapienti, Accademia e Scola realizzano il rilancio dell'istruzione, si preservano gli antichi testi, la scrittura viene riformata, con la creazione della grafia madre dei moderni caratteri tipografici, la minuscola Carolina. Riprendono vigore gli studi teologici, quelli classici della dialettica, retorica, grammatica. Si intensifica anche lo studio del calcolo matematico, viene disciplinata la vita del clero e si introduce nel regno una moneta unica. In definitiva, si riorganizza e moralizza l'intera vita sociale, con rinnovata attenzione per la medicina e la salute pubblica. Carlo Magno, la Scuola Palatina, Alcuino di York, Paolo Diacono, l'Historia Langobardorum. Ecco tanti tasselli di uno stesso mosaico che investe e fa fare un salto di qualità sia alla storia della medicina sia a quella della fitoterapia. In questo momento, infatti, si fondono sia le conoscenze tardo-antiche romane e sia quelle che derivano da una visione alto-germanica della vita, della salute, dell'ambiente e della natura, con connessioni anche con il mondo odierno e con le scuole di questo tempo. Vale a dire, si privilegia in quel momento più il malato che la malattia, più il macrocosmo che il microcosmo. E l'elemento fondante rimane sempre il convento, questo recupero che è stato portato avanti dalla cultura longobarda e che gli assegna un nuovo reparto all'interno del chiostro come reparto sanitario e nello stesso tempo con l'imposizione e l'obbligatorietà da parte dei capitolari carolingi della messa a coltura obbligatoria di alcune piante. Ecco, direi che da questo momento veramente si assiste a un salto di qualità nella cultura medica, che era caduta in oblio e aveva perso il suo modo di essere e di esistere per almeno 2 secoli. Alla corte di Aquisgrana nasce l'arte dei passatempi intelligenti, giochi enigmistici, grammaticali, poetici.
ma soprattutto si progetta la fusione della cultura longobardo-latina con quella alto-germanica, sintesi che produrrà effetti sull'istituzione imperiale sino alla bufera napoleonica. Così, all'interno dell'Accademia, si esalta il valore dell'esperienza diretta di Paolo e Paolino, sviluppata in una terra, il Friuli, segnata dal permanente incontro fra diverse culture e tradizioni. Paolino inciderà un segno profondo nella storia della liturgia e dell'azione missionaria nell'est d'Europa. Paolo Diacono, con la stesura della Historia Langobardorum, svolgerà un'altra funzione strategica. Questo ipotizza Rosamund McKitterick, dell'Università di Cambridge, nel proporre oggi un'originale rilettura del capolavoro di Paolo. L'istoria sarebbe stata concepita con due finalità: creare una continuità fra l'epopea longobarda e la storia dei Franchi, proporre il metodo longobardo, nell'approccio alla tradizione latina, come strumento per unificare le tante culture del nuovo regno. Obiettivo: la creazione di un ordine europeo fondato sulla cristianità, in cui convivano genti e popoli diversi. Sogno in buona parte attuato, con la spada e col Vangelo, secondo i costumi del tempo. Un'impresa che vale comunque a Carlo l'appellativo di padre d'Europa. Nel 787 Paolo Diacono torna a Montecassino e nello stesso anno si compie il grande destino di Paolino, a cui il re affida la cattedra patriarcale di Aquileia. Lui torna dunque a Cividale, dopo la sua unzione vescovile da parte del vescovo di Milano. Una tradizione di reciprocità, consolidata quando San Cromazio, nel 388, fu confermato alla carica pastorale da Sant'Ambrogio. Carlo conferisce inoltre a Paolino dignità e ruolo di missus dominicus, inviato del re per il controllo dei feudatari. Un impegno gravoso e prestigioso. Gli anni del governo patriarcale di Paolino sono arricchiti da ripetute donazioni reali. Di particolare ampiezza, nel 792, i benefici ottenuti dopo il concilio di Ratisbona, in cui il patriarca aveva svolto un ruolo primario, confutando l'eresia dozianista sostenuta da due vescovi spagnoli. La disputa era determinante nel definire la dottrina della Trinità e in particolare nel delineare le connessioni teologiche tra Figlio e Spirito Santo. Ogni dibattito in tema di teologia produceva profonde ricadute sul piano culturale, morale e religioso. Le decisioni o le divisioni erano gravide di conseguenze, perfino nei rapporti politici e negli equilibri fra le grandi potenze. E in quest'epoca dalle tinte forti, Paolino rappresenta un riferimento sicuro, garanzia di equilibrio e moderazione. Non è un caso se, durante il suo governo, non si registra mai alcuna contesa con lo storico antagonista religioso, il patriarca di Grado. Intanto, la cresciuta metropoli ecclesiastica di Aquileia acquisisce sotto Paolino un primato in termini di estensione territoriale. I suoi confini orientali sono compresi fra il corso sud della Drava, il Basso Tibisco, l'Adriatico e l'Istria. A ovest si estende sino all'Adige, a Mantova, alla diocesi suffraganea di Como. Se il patriarca è la guida religiosa e politica, il re è rappresentato a Cividale, capitale della nuova Marca del Friuli, da un alto funzionario investito del comando militare, il margravio. Al tempo di Paolino, l'incarico è affidato a Erich, originario di Strasburgo e parente di Carlo. Un personaggio di alto profilo nella fioritura friulana della grande stagione carolingia. Paolino stabilisce con Erich, uomo colto, pio, abile condottiero, un forte rapporto di amicizia. Per lui compone un compendio poetico in cui gli suggerisce il compito moralizzatore
che spetta ai nobili nell'esercizio del potere. Erich affronterà importanti imprese militari, principali fra esse le guerre contro i bellicosi avari, temuti per la travolgente cavalleria pesante e le possenti armi. La prima guerra si scatena nel settembre del 791 ed è condotta in prima persona da Carlo, fresco vincitore dei Bavari. Il re guida l'attacco dal nord, da sud invece, a capo della schiera dei confini, unità militare franco-longobarda, muove Erich, che ha al proprio fianco un nuovo alleato, già convertito al cristianesimo, il principe slavo Voimir. Questi gli apre un'agevole via verso il cuore della Pannonia attraverso i propri territori, alleanza che testimonia il primo patto di amicizia tra franco-longobardi e slavi. Ai meriti bellici, Erich, dalla cui discendenza sarebbe originata la Casa Savoia, unirà importanti imprese civili. La tradizione tramanda che nel 796 egli fondò la chiesetta di San Niccolò, nucleo originario del futuro abitato di Sacile, nei pressi della selva di Cavolano, dove un ponte sul Livenza obbligava l'antica direttrice verso Pavia. Abitata da epoca remota, la zona dell'Alto Livenza era frequentata dai Longobardi. Si narra che ai piedi dei contrafforti del Cansiglio si svolgessero giochi sportivi di grande richiamo per i guerrieri, tiro con l'arco, combattimenti, corse a cavallo, e si celebrasse, al primo sciogliersi delle nevi, l'ancestrale e magico culto della vipera, capace di infondere coraggio e smisurata ferocia prima delle battaglie. Intento di Erich, dopo la costruzione di San Niccolò, pare fosse l'edificazione di un forte per il controllo dell'Alto Livenza, un disegno che il margravio non riuscirà a perseguire. 3 anni dopo la fondazione di Sacile, Erich cadrà vittima di un agguato fra le mura di Tarsatica, sulla costa liburnica, l'attuale Quarnero. Per questo delitto, Carlo farà radere al suolo quella città e Paolino comporrà nel ricordo dell'amico un lamento poetico che rimane, assieme ad una composizione sulle rovine di Aquileia, fra le sue più alte produzioni artistiche. Nelle funzioni patriarcali, Paolino vivrà i momenti di maggior prestigio ai concili di Ratisbona, Francoforte e Cividale. 5 anni fondamentali, dal 792 al 796. Alcuni interventi di Paolino sono vere pietre miliari nella storia della Chiesa romana, come l'obbligo di insegnare al popolo Padre Nostro e Credo, o come la simbologia del segno della croce. In chiave moderna, un altro merito va ascritto a Paolino. Il patriarca, secondo alcuni studiosi, avrebbe elaborato un messale, in parte riprodotto in un prezioso codice custodito a Kiev, circostanza eccezionale che proverebbe l'esistenza di antiche relazioni religiose e culturali fra i paesi legati alla Chiesa di Roma e i paesi allineati alle Chiese d'Oriente. Un elemento strategico di odierna suggestione per rafforzare il dialogo fra chiese cristiane, necessario al processo di integrazione fra Ovest ed Est Europa. In questo contesto, figura ed eredità di Paolino sono un tramite ed un filtro ideali. L'anno 796 è decisivo per l'Europa centro-orientale. Nella tarda primavera i tamburi di guerra rullano nelle pianure pannoniche lungo il corso del Danubio. L'esercito franco-longobardo è nuovamente in marcia contro gli Avari. Lo comanda il giovane figlio di Carlo, Pipino, ma di fatto capo militare della spedizione è il margravio Erich. La vittoria è rapida e schiacciante e il principale caposaldo nemico cade e i vincitori mettono le mani su un favoloso bottino d'oro e preziosi. Sulle rive del Danubio si organizza una riunione di vescovi e capi militari. Bisogna prendere decisioni per avviare l'immediata diffusione del verbo cristiano fra gli Avari. Paolino è determinante nelle indicazioni pastorali. Si adotti la persuasione. In primo piano si collochi la dignità dell'uomo.
Alla dottrina della persuasione si unisce una raccomandazione. Nell'opera missionaria si rispettino le tradizioni dei singoli popoli. L'opera missionaria può avere inizio. A nord della Drava sarà impegnata la nuova arcidiocesi di Salisburgo, retta dal vescovo Arnone, abituale frequentatore dell'Accademia. A sud del fiume il lavoro spetterà ai missionari del patriarca. Per questo Paolino è celebrato come apostolo degli Sloveni, popolazione acquisita al cristianesimo romano prima dell'evangelizzazione bizantina dell'Est Europa, operata da Cirillo e Metodio. Nell'autunno dello straordinario 796 si riunisce infine il Concilio di Cividale. È l'evento di maggior respiro per Paolino, che elabora la più elevata confutazione dottrinaria dell'eresia adozianista e interviene su un complesso di altre materie. Fissa i canoni per il comportamento liturgico del clero, stabilisce il riordino delle scuole, sancisce l'indissolubilità del matrimonio quale rinnovata base della società. Grande innovatore in campo musicale, Paolino delinea i criteri da seguire nella composizione degli inni sacri. Dalle prime sillabe dei versi di un inno attribuito invece a Paolo Diacono, il benedettino Guido d'Arezzo trarrà i nomi delle note musicali. Paolino d'Aquileia è uno dei grandi protagonisti della riforma liturgica nella seconda metà dell'VIII secolo. Egli collabora con l'imperatore Carlo Magno per utilizzare anche questo grande elemento dell'esperienza cristiana ai fini di un dialogo fra i popoli e di una trasmissione di cultura che unifichi le varie istanze e anche le diverse etnie. Allora, come oggi, la liturgia è anche portatrice di cultura nei suoi simboli, segni, luoghi, linguaggi adoperati per la preghiera lungo l'anno liturgico e nei vari momenti sacramentali. Paolino stesso, del resto, è autore di testi liturgici nuovi che vengono anche rivestiti di musica. Lui stesso si dice connivente con i poeti di musica liturgica per proporre anche testi innovativi, quindi un tempo di riforma ma anche di creatività. Del resto Paolino è anche autore di testi poetici profani, come il Lamento o diversi inni che abbiamo di lui, e tutto questo manifesta la sua originalità che unisce amore alla tradizione, ma anche capacità innovativa, in questo caso soprattutto la capacità di diffondere il rito romano che diventa l'elemento unificante del vasto impero cristiano. Carlo aveva prescritto una comune disciplina per il canto sacro, con l'adozione dello stile romano. Le chiese del nord Italia si ribellarono all'innovazione coatta. I fedeli erano affezionati al loro canto ambrosiano. La tensione crebbe e il re ritenne utile una mediazione da parte della somma autorità teologica, Paolino d'Aquileia. Questi si affidò al superiore giudizio di Dio. Fu organizzata un'ordalia, non il cruento duello fra cavalieri, ma la semplice sfida fra due fanciulli. Uno avrebbe rappresentato il canto ambrosiano, l'altro il romano. In piedi, fianco a fianco in preghiera, dovevano attendere un segnale dall'alto. Avrebbe vinto il più resistente. Cadde per primo il paladino dell'ambrosiano. Paolino, novello Salomone, stabilì tuttavia che non si dovesse per questo rifiutare il canto ambrosiano, al quale, per tradizione, rimanevano affezionati tanti cristiani. Con l'incoronazione romana di Carlo Magno da parte di Papa Leone III e la nascita del Sacro Romano Impero nella notte di Natale dell'Ottocento, si stabilì la sostanziale unità dell'Occidente cristiano. Il sogno di Carlo e il lavoro dell'Accademia erano divenuti realtà. Paolino si spense nell'802. Soltanto 3 anni prima era scomparso Paolo Diacono. Dopo la grande stagione alto medievale, le successive fasi storiche vedranno l'ulteriore potenziamento di ruolo del patriarca principe, il consolidamento dell'istituzione patriarcale nella nuova sede di Udine, infine il declino a favore della crescente potenza di Venezia.
Ma finché ebbe vita, cioè fino al XVIII secolo, il patriarcato continuò l'attività di giurisdizione religiosa, civile e criminale, elementi che nel complesso condensano le esperienze storiche di convivenza delle culture latina, germanica e slava. Per ricostruire una pagina di storia straordinaria come quella del patriarcato di Aquileia è indispensabile scavare negli archivi, scavare nelle biblioteche, ricostruire il patrimonio archivistico, documentario, librario che solo in parte è rimasto nelle nostre biblioteche e in parte, forse in maggior parte, è finito disseminato nelle biblioteche e negli archivi, soprattutto nelle biblioteche del mondo intero. Si tratta di una storia straordinaria, quella del patriarcato, a cui ritornano popolazioni diverse. Basta pensare l'interesse degli studiosi rivolto alla storia, degli studiosi tedeschi, degli studiosi sloveni, croati e anche di altre nazioni del centro Europa, della Mitteleuropa. Per queste fonti basterebbe vedere le pubblicazioni dedicate dalla Slovenia alla storia fra tardo antico ed età carolingia, oppure, se vogliamo continuare ancora il discorso, dal punto di vista musicale, l'interesse che gli studiosi della musica, delle origini della musica, hanno dedicato alle pagine dei codici conservati a Cividale sulle polifonie primitive. Il problema è quello di raccogliere questo materiale, di analizzarlo, studiarlo, e quindi qui ci vogliono competenze di studiosi, competenze specifiche che vanno dagli archivisti ai paleografi, ai diplomatisti, storici dell'arte e della musica, ma contestualmente ci vogliono anche delle competenze di carattere tecnologico. Il patrimonio documentario del patriarcato, in gran parte inesplorato, costituisce una fondamentale base di conoscenza delle relazioni attivate in quest'area chiave d'Europa, il cui sviluppo potrà essere garantito dagli stessi principi che illuminarono l'azione di Paolo e Paolina: il dialogo, la reciproca conoscenza, la tolleranza, 3 pilastri del nostro comune futuro. Be